Se vi avvicinate a camion per piacere. Allora partiamo. Avvicinatevi al camion per piacere. Sì. Allora, vi spiego subito l'ordine del corteo. Aprono il corteo le associazioni. Tutte le associazioni che hanno dato l'adesione aprono il corteo. Dopo le associazioni vengono i sindacati. Dopo i sindacati vengono i partiti. Per piacere atteniamoci a questa disposizione. Intanto partiamo tra circa mezz'ora, faremo un percorso a pentagono in senso orario, un percorso lungo 3,7 km. Alla fine del percorso ci sarà il comizio finale. Giornalistica di V+, Light Comitato Difesa Ambiente di Spinea, Associazione Donna V, Circolo Operaio di Magrè. Ci sono pullman sostitutivi davanti a passare della stazione. Ci dicono che siamo a 6.000 al servizio sanitario nazionale, bisogna che assumano personale. No. Che ha un cordato di grande, voleva una frutta burga intera. La burga di qua dovevano fare il cappello. Servizio pubblico, bisogna efficientare per diventare efficace la sanità pubblica, non dobbiamo permettere che l'eccellenza e le medici che abbiamo nei nostri ospedali scappino via, vadano nelle strutture private, tanto il loro servizio, anche a disposizione Allora, innanzitutto grazie a tutte e tutti. Abbiamo fatto una bella manifestazione.
a nome del COESAP. Ci tenevamo ad evidenziare che questa è una tappa, la manifestazione di oggi è una tappa. Vorremmo proseguire con tutti quanti voi, con i comitati, con le associazioni, con i sindacati e anche i partiti, perché effettivamente ci sia una opposizione allo smantellamento della sanità pubblica in Italia, ma soprattutto anche nel Veneto. Oriana. Allora, buongiorno a tutti e grazie per questa meravigliosa partecipazione. Bello stupirsi, ecco, ogni volta ed essere veramente sempre di più. Io ringrazio a nome di COESAP, che come ormai sapete è il coordinamento dei 18 comitati veneti presenti in tutte le province del Veneto. Ringrazio le 100 e più realtà che hanno aderito formalmente attraverso la mail e tutte le altre che non hanno fatto in tempo a farlo, ma ringrazio in particolare tutte le persone cosiddette comuni, quelle che abbiamo incontrato nella preparazione di questa manifestazione, nelle piazze, nei mercati, negli incontri pubblici, e che sono venute qui oggi preoccupate per la salute della sanità pubblica. L'aumento delle convenzioni, adesso addirittura sfacciata, con un ingresso massiccio del privato profit e delle assicurazioni. La salute è diventata un business, e che business? Una montagna di soldi presi dalle nostre tasse e dai nostri risparmi. La lezione della pandemia purtroppo non è bastata, perché mentre ancora il Covid circola, tutto è tornato come prima, anzi peggio, molto peggio di prima. Le criticità le conosciamo tutti, investono tutto il sistema, dalla prevenzione agli ospedali, dalla medicina di base ai servizi sociosanitari, penalizzando soprattutto chi ha patologie importanti che richiedono lunghi tempi di cura. Non è stato fatto dunque alcun rilancio della sanità pubblica, nessuno degli investimenti promessi sul personale. Sono Anna della rete degli studenti medi. La responsabilità racchiusa nell'intervenire in un contesto come questo, in una piazza dedicata a un tema che purtroppo è percepito incredibilmente distante, ma che oggettivamente riguarda ognuno di noi, è veramente gigantesca. In un momento storico come quello che stiamo vivendo ora, in cui per poter ricevere delle cure che siano degne di essere definite tali, è quasi sempre necessario guardare nella direzione del privato, non possiamo non parlare e non sottolineare la grandezza dei problemi che i servizi legati alla salute mentale presentano. L'assistenza psicologica è sempre più richiesta, noi giovani stiamo male, e la campagna portata avanti da noi rete degli studenti medi insieme all'Unione degli Universitari e al Sindacato Pensionati, volta a recuperare dei dati che possano attestare effettivamente il malessere che manifestiamo, lo ha dimostrato. Il 90% di noi vuole un supporto psicologico nella propria scuola. Dobbiamo smettere di considerare la salute mentale ad un livello inferiore rispetto a quella fisica e renderci conto che parlare di sanità pubblica senza farlo in un'ottica che parli anche di assistenza psicologica pubblica è fallace e sterile. Stare bene non può continuare a essere un lusso. Davanti a una generazione che manifesta un malessere tanto grande, il fatto che il benessere psicologico sia un privilegio riservato unicamente a chi ha la possibilità economica di rivolgersi a un privato è non soltanto discriminatorio e classista, ma è anche la dimostrazione del fatto che viviamo in un paese incapace di ascoltare e accogliere le richieste di aiuto che da tempo vengono fatte e che sceglie anzi deliberatamente di ignorare i bisogni dei suoi cittadini. Wow. Sono Gloria Pochiesa Marian di Padola, Comelico Superiore, provincia di Belluno, l'ultimo paese al confine. Ho la sclerosi multipla dal 2016, diagnosticata a Treviso. Faccio un'infusione di Tisabri ogni 6 settimane a Belluno. Dietro quella che vedete ci sono anni di sacrifici, anni di rinunce, anni. Il
27 marzo ho lanciato una raccolta firme sulla piattaforma Change.org contro la chiusura dei reparti di neurologia di Belluno e Feltre. Al momento contiamo 43.473 sostegni. Mi si è aperto un mondo, tantissime le testimonianze, tantissimo sostegno dei veneti che si trovano di fronte al muro della gestione sanitaria. La neurologia di Feltre deve avere un futuro al fianco di quella di Belluno. Ciò non può essere messo in discussione. È passato un anno esatto da quando mi sono trovata in emergenza fisica a letto per 10 giorni dopo il secondo intervento chirurgico importante. 10 giorni dopo un neurologo mi visita e stabilisce che ho una riacutizzazione dei sintomi della sclerosi multipla, che se non presa in tempo mi potrebbe portare conseguenze drammatiche. Di chi sarebbe la responsabilità? Qui non stiamo giocando a nascondino, qui c'è in ballo la vita delle persone. Sapete cosa significa avere paura di non poter vivere sperando di sopravvivere? Chiedo, ammalarsi è una colpa? Ogni giorno cercano di renderci più ignoranti del giorno prima, così da avere la meglio. Siamo pazienti, ma la nostra pazienza è finita. La malattia è devastazione, è sofferenza, è impossibilità di essere ottimisti di fronte ad una gestione sanitaria che calpesta il nostro diritto alla vita. Se per la malattia una scelta non c'è, per la cura sì. La salute non è un'azienda. Gridiamo no ai profitti, sulla pelle dei malati. Rianimiamo la sanità pubblica, non lasciamo morire il nostro diritto alla salute. Insieme siamo più forti. Siete veramente molto belli da qua. Io vi ringrazio perché la vostra presenza così numerosa dà un segno di consapevolezza e anche di speranza, perché solo con la partecipazione e la mobilitazione che possiamo difendere il nostro sistema sociosanitario pubblico e universale, che è stato conquistato dalle lotte delle generazioni che ci hanno preceduto. E un ringraziamento sincero alle associazioni e ai comitati che hanno organizzato questa manifestazione e che ogni giorno sul territorio si battono per difendere la sanità sempre più messa in discussione da tagli, chiusure di presidi, carenza di personale. Ma questa è anche l'occasione per dire grazie, grazie davvero a tutto il personale, a tutti gli operatori sociosanitari, sanitari, che durante il periodo della pandemia, ma ogni santo giorno, mettono a disposizione la loro competenza e il loro lavoro nonostante tutto quello che sta succedendo. Faccio parte di un comitato giù le mani dalla sanità bellunese e ci siamo collegate spesso con le donne di Covesap, il tentativo di dare parola a molte voci ed esperienze. Il nostro intervento parte da un punto di vista specifico, che è quello dell'appartenenza al movimento di Non Una di Meno, il cui scopo principale è il contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme e che ha da anni un tavolo di riflessione, confronto e costruzione di progettualità politica anche sul tema della salute. Partendo dalla condivisione delle analisi del tavolo nazionale, abbiamo provato anche noi da tempo, attraverso inchieste dal basso, a rilevare la criticità del nostro territorio. Lo smantellamento della sanità pubblica penalizza particolarmente le donne in un doppio modo, in quanto lavoratrici del settore ad esclusione dei suoi vertici e in quanto pazienti. Solo una sanità pubblica così concepita, anche con meccanismi di controllo indipendenti, può impedire che si perpetuino disastri come quello in atto da inquinamento dovuto ai PFAS. Disastro cui la magistratura accerterà la catena delle responsabilità, ma che comunque ha provocato e provoca malattie e perdite di vite. Solo una sanità pubblica. Il mio pensiero personale, questo diritto alla salute deve cercare di rimuovere i limiti che è previsto nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza.
Cosa vuol dire? Che loro possono esigere quel diritto. Se non gli viene dato, possono ricorrere ed essere accuditi. E comunque, se invece con la legge delega queste stesse persone passeranno dal sanitario e sociosanitario previsto nei LEA, passeranno al sociale, non saranno curati se non ci sono le risorse. Se i comuni non hanno le risorse, se non hanno soldi, non saranno curati, cioè saranno curati soltanto se le famiglie o loro stessi hanno la possibilità di spendere. Quindi stiamo attenti, perché la legge delega è passata, ma devono essere fatti i decreti attuativi. Se nei decreti attuativi vedremo questo obbrobrio, potremo tutti ricorrere, perché è incostituzionale che una persona, soltanto perché ha una certa età, non abbia gli stessi diritti della persona più giovane di essere curata, assistita e seguita nella vita. Vi ringrazio e state attenti. Grazie Luana, siamo alla fine. La data. Solo la data, mi raccomando. Con noi come ISDE, Medici di Vicenza, Medici per l'Ambiente di Vicenza, abbiamo chiesto per il 2 maggio un incontro pubblico con i candidati sindaci. Mi ero dimenticato di dirlo, grazie. Abbiamo finito gli interventi. C'è un giovane medico, io penso di dargli la parola per un breve intervento. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Nonostante siamo rimasti meno di quanti siamo partiti, sono comunque molto felice di vedere i numeri che abbiamo raggiunto oggi, e volevo fare un piccolo intervento come appunto giovane medico neolaureato. Faccio parte di un'associazione di giovani medici e giovani mediche che si chiama Chi si cura di te a livello nazionale. Abbiamo anche un polo locale qui nel Veneto, e poi anche faccio parte anche di Spazio Catai, uno spazio di socialità che si occupa di temi sociopolitici e di attività di mutualismo, che quindi cerchiamo di occuparci anche di sanità. Volevo dire che c'è poche piccole cose, e a partire dal ruolo, diciamo, dei giovani medici e delle giovani mediche nel servizio sanitario di oggi, c'è uno stato, una condizione di precarietà veramente indicibile, per via di una mancanza di programmazione. Solamente negli ultimi anni il numero delle borse di specialità è aumentato, ma è ancora un po' insufficiente, e comunque ci vorranno anni per arrivare a coprire tutti i buchi che sono stati fatti negli ultimi 20 anni. E con un'inchiesta che abbiamo fatto come Chi si cura di te, abbiamo visto anche che il numero di ore lavorative degli specializzandi e delle specializzande supera di gran lunga il numero che è previsto anche da livello europeo, definita come schiavitù, che sono 48 ore settimanali. Mediamente gli specializzandi e le specializzande lavorano dalle 60 alle 70 ore, fino anche a picchi di 120 ore a settimana. E questo è una vergogna. È una vergogna perché le borse di specialità non sono un contratto di lavoro previsto dai CCNL, e questo porta a uno sfruttamento delle giovani leve, dei giovani medici specializzandi e specializzande, e questa è una volontà politica. Manca la volontà politica di renderli specializzandi e specializzande con dei lavoratori veri e propri, dandogli una dignità. Come associazione, poi, come Chi si cura di te, ci occupiamo anche di tematiche, ad esempio di medicina transfemminista, la relazione tra ambiente e salute, in collaborazione anche con ISDE, che mi ha preceduto nell'intervento, e da questo punto di vista servirebbero dei cambiamenti veramente radicali per tutto quello che è già stato detto. Siamo arrabbiati e arrabbiate come giovani medici e giovani mediche, perché nei luoghi di formazione non sono previsti degli insegnamenti che ci permettano di entrare nella realtà quotidiana di oggi e di portare avanti delle tematiche che sono totalmente trascurate. Anche nell'intervento precedente di Non Una di Meno veniva benissimo detto quello che sono le carenze nell'ambito della medicina di genere, per tutto quel che riguarda il diritto all'aborto, la salute dei trans, una serie di tematiche. Non voglio ripetermi, non voglio andare lungo. La manifestazione di oggi è una tappa. Vorremmo proseguire con tutti quanti voi, con i comitati, con le associazioni, con i sindacati e anche partiti, perché effettivamente ci sia una opposizione allo smantellamento della sanità pubblica
in Italia, ma soprattutto anche nel Veneto.